ritrovati a In Giro. Si può andare in giro in occasione del giro, ma si può anche andare in giro a farsi un giro in altre occasioni. Insomma, ha fatto tutto un giro di parole, ma questo perché oggi andiamo letteralmente a farvi scoprire un'opportunità che ci sarà il giorno del Giro d'Italia, ma che si potrà sfruttare poi in altre circostanze. Un'opportunità legata alla mobilità slow, che ci permette di abbinare bicicletta e, potete intuirlo da voi, insomma, dal momento che siamo a Udine davanti alla stazione ferroviaria, treno, e quindi andiamo. E allora eccomi salita sul treno, ho appoggiato la bicicletta, sono pronta ad accomodarmi e a partire perché insomma lo provo questo viaggio verso Cividale con voi, anche per capire quali saranno le possibilità che nel giorno della tappa saranno offerte appunto per vivere un'esperienzia davvero molto particolare da ripetere poi anche successivamente. Incontro qui sul treno la responsabile marketing e comunicazione di FUC Ferrovie Udine Cividale, che è Sabrina Paola Manzini. Anzitutto buongiorno e grazie per l'ospitalità qui su questo treno. Benvenuti a bordo del nostro treno Stadler che percorre la tratta Udine Cividale. Noi siamo una società storica e nell'ultimo periodo ci siamo molto rinnovati, dando ampio spazio alle biciclette sia sulla Udine Cividale che a bordo di Micotra. Fa proprio parte insomma della vostra filosofia, mi verrebbe da dire, cioè vi state organizzando e scopriremo tra poco come per quella giornata, però diciamo che non è una novità per voi il fatto di offrire un servizio abbinato treno-bici, giusto? Certo, noi siamo un vettore legato proprio alla mobilità lenta, alla voglia quindi di scoprire anche il territorio che circonda la nostra bella Cividale, poi lungo la tratta Udine-Tarvisio. Ricordiamo che Micotra poi anche nei weekend viene prolungato fino a Trieste, dando così la possibilità di percorrere tutta la nostra bella regione. E infatti lì parliamo poi principalmente di FVG1, della ciclovia Alpe Adria, che insomma diciamo è un po' la regina delle ciclovie che attraversano la nostra regione. Questo tratto invece è sulla FVG4, il tratto da Udine a Cividale, godibilissimo tra l'altro da fare. Insomma, ciò non toglie che si possa fare magari all'andata in treno e al ritorno in bici o viceversa, insomma, quindi davvero per sentirsi partecipi il 27 maggio di un'esperienza molto bella, venerdì prossimo. Quindi fatta questa premessa, insomma, è stato un mutuo arricchimento, è importante che per il comitato locale tappa, diciamo che la partnership è stata quasi naturale. Sì, certo, per noi la collaborazione con il comitato locale tappa, in particolare con il dottor Enzo Cainero e il suo staff, ha rappresentato una grande opportunità per la società, grazie anche alla lungimiranza del nostro amministratore, dottor Paolo Graberi. Dicevamo, quando uno pensa di andare a vedere il Giro d'Italia, pensa anche sì, ma dove vado? Ci sarà tanta gente, dove parcheggio, cosa faccio, quale punto scelgo? Ecco, un punto molto strategico può essere appunto Cividale, perché è il penultimo comune attraversato praticamente dalla tappa che partirà da Marano Lagunare, l'ultimo è Prepotto con l'arrivo al santuario di Castelmonte, e quindi insomma arrivare ai piedi della salita, magari arrivare presto e riuscire anche a porsi in qualche punto strategico poi sulla salita di Castelmonte, lo potete fare tranquillamente partendo da Udine, anche appunto con dei servizi aggiuntivi e implementati proprio per le bici per quella giornata. Come vi state preparando quindi? Sì, per venerdì 27 maggio abbiamo quindi creato un nuovo orario, abbiamo fatto sì che ogni singola corsa possa trasportare 50 bici. Stiamo predisponendo una carrozza che consentirà appunto il trasporto delle biciclette in tutta comodità. E abbiamo ulteriormente potenziato la linea con una corsa, quella delle 10:33 da Udine, in modo tale che tutti coloro che vorranno partecipare al giro potranno farlo appunto o salendo sul treno da Udine con la propria bicicletta e rientrando in bicicletta, oppure percorrendo la tratta ciclabile per poi rientrare in treno. Quindi abbiamo dato questa possibilità cercando appunto di consentire il maggior numero di capienza a tutti i ciclisti, e consideriamo che i treni attualmente hanno una capienza del 100%, quindi riusciamo a portare davvero parecchi passeggeri, parecchie persone amanti del giro e non.
E quindi insomma una possibilità che si aprirà per molte persone, ecco questa. In generale, oltre a quel giorno, la prima corsa quando sarà? Poi vediamo magari anche, cioè nel senso coprirà praticamente Tutto questo l'arco servizio della giornata, dalle tutto l'arco. 6:33 del mattino fino alle 21:30 di Perfetto. sera. Quindi insomma avete tempo per godervi abbondantemente tutta la giornata e anzi fermarvi magari anche a mangiucchiare o assaporare qualcosa, e poi appunto non c'è neanche il problema di guidare, quindi insomma si può anche essere più Certo. tranquilli da quel punto di vista, tornando appunto con il treno. In una giornata normale, quindi c'è questa possibilità appunto in più per il Giro d'Italia, ma in linea generale su questi treni è possibile trasportare le biciclette? Certo Francesca, è possibile portare 5 biciclette prenotando 2 giorni prima. Adesso con la predisposizione del nuovo bagagliaio sicuramente daremo una possibilità più flessibile, più elastica a tutti Sì. coloro che vorranno percorrerla appunto con la propria bicicletta. Quindi Però ci stiamo attrezzando per offrire un servizio ancora più potenziato e ancora più flessibile. E eventualmente per le informazioni e per prenotarsi, quindi contatti eccetera, il vostro sito? Il nostro sito riporta tutte le mail, i contatti telefonici utili proprio alla gestione del viaggio in maniera ottimale. Io ho visto che ci sono anche altre persone poi sul treno, quindi vado un po' a curiosare per capire anche se è la prima volta, se hanno già provato questo servizio, vado a sentire un po' che cosa mi dicono, poi ci rivediamo per salutarci. Grazie. Benissimo, intanto. grazie a voi. Ecco, oggi mi aggiro un po' per il treno. Buongiorno. Buongiorno, Signor Giovanni, lei di dov'è? Cividale? Cividale, quindi conosce benissimo. Ha mai usato questo servizio? No, però è utilissimo perché ad esempio se io volessi venire usando il treno a Udine e poi girare per le ciclabili, andare sull'Alpe Adria oppure prendere e andare giù fino a Grado, sono zone bellissime da fare in bicicletta. Eviti di farti da Udine a Cividale, Che quella ormai diciamo la trafficata. conosce poi Sì, anche magari. però Poi, è utilissima a livello turistico, da potenziare sicuramente, perché io che sono lei è un amante della bici? un ciclista, bene o male vado, ma Sì. capisco che questo sarà sempre più utile per le persone che non arrivano più ad allenarsi come una volta, e ti permette di andare in determinati luoghi e dopo visitare con la bicicletta le ciclabili che ci circondano, che sono una meglio dell'altra. Lei il giorno del Giro dove si posizionerà? Mi tolgo una curiosità. A Luico, in Slovenia, sulla Che salita. bello. Ho trovato, l'ho fatta l'altro giorno in bicicletta, molto dura, e ho trovato il posto Sì. ideale per vedermi la tappa. È vero, anche perché poi lì dal paesino si vede sul tornante, perché anche, se vai quindi sul riesce a tornante godersela. a un chilometro dal paese è meraviglioso, perché sì, li vedi sì, arrivare dalla prima rampa dura e dopo hanno gli ultimi 4 chilometri che sono impegnativi. Bellissimo, bellissimo. E lì sarà veramente E questa uno salita di spettacolo. Castelmonte com'è? Lei che la conosce bene? Per- Sarà affascinante comunque? Lì chi ha gambe va su, perché sì. dopo 190 km e 3000 metri di dislivello voglio vedere, solo che sono ragazzi che vanno come moto, perché Loro non hanno bisogno del treno. per adesso no, Vanno però ancora più veloce. quando arrivano all'età come la mia dici che è un servizio utilissimo. È vero, è vero. E il signor Mario com'è? È avvezzo a questo servizio? Beh, talvolta lo prendo, sì, lo uso. Sì, perché è comodo, perché mi risparmia un tragitto inutile, lungo e pericoloso, che è la statale. E una volta che sono a Udine, sono libero di fare ciò che voglio e ciò che devo fare. Per piccole commissioni è l'ideale la bicicletta, perché è libera, toglie dai vincoli dei mezzi pubblici, evita di camminare in vano. È vero. E oltretutto dà la possibilità di fare percorsi che di solito non si fanno. Eh sì. Ci sono posti, vie che nessuno vede in automobile, poi l'automobile ci impedisce di vedere gli angoli più belli. Anche lei è di Cividale? Anch'io sono di Beh, Cividale. qui avete un sì, punto di sì. partenza straordinario per vedere tantissime cose, quindi Esatto. diciamo che uno che appunto volesse dire, anche partendo da Udine, mi risparmio un pezzo e poi da lì ho da il lì panorama, parto. che consiglio dà? Dove li manderebbe a farsi un giro in bici di qua? Partendo da Cividale. Tutte le zone collinari, le zone coltivate a vigneti, che sono molto ben curate, anche molto ben servite come servizi stradali, quindi non è rischioso per il ciclista, anche per il cicloturista, non è rischioso percorrere
in bicicletta, e poi si trova da bere bene, da mangiare meglio. Sì. E quindi insomma, vale la pena. l'aria è pulita. E la domenica è fatta, e la insomma, il domenica weekend è fatta. fatto. Esatto, ma poi come gli stranieri vengono qui in pullman, si cambiano, fanno il giro in bicicletta, ricaricano le biciclette nel furgone Sì. attaccato al pullman, e questo è il treno, insomma. E questo è proprio su questa ispirazione. Su questa ispirazione. Chiedo anche a sì. lei dove vedrà il giro. E probabilmente dalla casa di mia sorella, sopra la piazza dove ci sarà un raduno di squadre, perché viene dal... Perché c'è il villaggio TAP, c'è il villaggio Pier Esatto, Cividale. Piazza della Resistenza. E Sì. viene dall'America, dall'Irlanda, e proprio viene il giorno prima. Ma che bello. E si godrà il giro. Lì. Bellissimo. La porterò a vedere, non so, cercherò di organizzare. Sarà un po' confuso, penso che ci sarà un po' di confusione, ma Sì. insomma Ogni spero tanto di è bello. farcela. Sì, sì, sì. E allora buona giornata e grazie. Grazie a voi. Viaggio comodissimo, freschissimo, velocissimo, siamo arrivati e allora grazie ancora a Sabrina Paola Manzini per la compagnia che ci ha fatto questa mattina, per averci spiegato insomma tutto quanto accadrà il 27 maggio e buona giornata. Allora io vado a questo punto, dal momento che sono qua, vado a godermi un po' Cividale. Benissimo. Provare la salita non credo. Se sono troppo stanca tornerò in treno. treno. Comunque. Grazie a voi, arrivederci. Ciao, buona giornata. Ciao.